ora in onda Potere al Popolo. Si ritorna in diretta da Via Bellerio, potere al popolo, potere al territorio. Intanto le ultime notizie, perché un drone russo è caduto in Romania, ci sono 2 feriti, la condanna della NATO, mossa sconsiderata, pronti a difendere ogni centimetro di territorio, e Crosetto che dichiara intollerabile. Qui Parlamento. Ma adesso divaghiamo, perché divagare a volte fa bene, ma soprattutto porta consiglio. Parliamo di una questione che ha tenuto banco e tiene banco in questi giorni. Si parla di automotive, si parla di Green Deal, si parla della Ferrari, certo, quella Ferrari che ha fatto dire da parte di Osho la frasettina forse è più brutta della multipla. La Ferrari è elettrica. Di questo e d'altro parliamo con il responsabile automotive della Lega, l'onorevole Alberto Di Ruba. Buongiorno. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, insomma, ci è venuto un po' automatico vedere il presidente Mattarella e poi anche il Papa salire su quest'auto. Ha fatto un certo senso, in senso buono. Parliamo di questa nuova Ferrari elettrica che sta facendo discutere molto non soltanto gli appassionati, ma anche nel mondo politico e industriale. E lei ha parlato del rischio di distruggere un'icona dei nostri motori. Perché questa vicenda è diventata così simbolica? Perché Ferrari non è un marchio qualsiasi. Ferrari è il simbolo più forte dell'Italia nel mondo appunto dei motori. Cioè, Ferrari significa motori, meccanica, passione, innovazione, identità industriale. E quando vediamo che anche il cavallino rampante è costretto a ricorrere a una logica imposta dall'alto, più ideologica che industriale, è evidente che siamo davanti a un problema molto più grande della singola auto elettrica. Il punto è questo, in sostanza. La Lega non è contro l'elettrico, voglio precisarlo, non è contro la ricerca, non è contro il futuro. Il punto è che il futuro non può essere deciso a tavolino da Bruxelles. Quello che continuo a ribattere, cioè Bruxelles non può imporre una sola tecnologia e cancellare tutto il resto. Ferrari è diventata grande nel mondo grazie ai motori, alla qualità, alla meccanica, al suono, al sound, all'emozione. Enzo Ferrari diceva: io vendo motori, il resto dell'auto lo regalo gratis, perché qualcosa deve pur tenere insieme il motore. Questa è una frase che a me è entrata nel cuore e racconta tutto, una frase che racconta tutto e racconta appunto la visione che aveva avuto Enzo Ferrari e quanto Enzo Ferrari ci teneva al motore endotermico. Oggi invece l'Europa ha provato a trasformare una scelta tecnologica in un obbligo politico. E questo è l'errore enorme del Green Deal. Pensare che si possa guidare la transizione contro il mercato, contro le imprese, contro gli automobilisti e contro intere filiere produttive. Non è un caso che anche figure come Montezemolo, l'abbiamo sentito tutti, abbia parlato del rischio di distruggere un mito. E quando un uomo che ha contribuito a rendere Ferrari grande nel mondo usa queste parole, a mio avviso bisogna fermarsi un attimino e riflettere. Noi diciamo una cosa semplice, Sammy, l'Italia è diventata grande grazie anche ai motori, alla meccanica e all'innovazione, e non sarà sicuramente Bruxelles a venire a casa nostra e a spiegare come dobbiamo difendere la nostra automotive. Serve neutralità tecnologica, elettrico certo, ma anche ibrido, biocarburanti e fuel, idrogeno, motori endotermici evoluti. Non deve essere la burocrazia europea a decidere cosa deve vivere e cosa invece deve morire. Come sai, la Lega questa battaglia la porta avanti da anni. Matteo Salvini è da anni, è dal 2019 che lo sta dicendo. Il tutto elettrico imposto per legge
Si sta quindi rivelando un fallimento industriale, sociale ed economico, come viene dimostrato appunto dai numeri in costante calo. Vero, e in queste ore il governo ha stanziato un fondo da 1,6 miliardi per il settore automotive, mentre sempre più grandi case automobilistiche stanno dicendo che non esiste una sola tecnologia per il futuro dell'auto. È questa la strada giusta per salvare il comparto? Assolutamente sì. Guarda, credo sia molto importante ascoltare anche quello che stanno dicendo in queste ore grandi gruppi industriali come Toyota, perché il mercato reale sta smentendo l'ideologia del tutto elettrico imposto da Bruxelles. Ricordo che Toyota è stata la prima casa automobilistica a creare, sviluppare e diffondere sul mercato l'ibrido, quindi endotermico e elettrico combinato. Ed è l'unica casa automobilistica che col calo, considerate che fino prima di questa imposizione del Green Deal il mercato produceva circa 15 milioni di automobili, ridotte ora a poco più di 10 milioni. L'unica casa automobilistica che non ha diminuito, anzi ha aumentato leggermente la produzione di automobili è appunto Toyota. E questo quindi la dice lunga che hanno avuto una visione pazzesca e quindi più corretta di tutti gli altri. E lo stesso amministratore delegato di Toyota, Alberto Santilli, ha detto una cosa molto chiara: oggi non si può puntare su un'unica tecnologia, e condivido totalmente questa sua impostazione. Toyota infatti continua a investire anche in full hybrid, plug-in hybrid, elettrico a batteria e persino anche in idrogeno. Questa è una visione seria, concreta e industriale. Una strategia multitecnologica che parte dai bisogni reali degli automobilisti e non da queste imposizioni ideologiche. E questo dimostra una cosa molto semplice, che la realtà di questi mesi ormai sta smentendo totalmente Bruxelles. La Lega questa battaglia la porta avanti da anni e non mi stancherò mai di ricordarlo. Come dicevo prima, dal 2019 Matteo Salvini denuncia i rischi di un Green Deal ideologico scollegato dalla realtà industriale europea. Ed aveva ragione, perché adesso i numeri, come dicevo, parlano chiaro. Purtroppo però la Lega non può combattere questa battaglia da sola. In Italia qualcosa è iniziato a cambiare grazie sempre alla Lega, al governo, ma in Europa siamo ancora all'opposizione e questo a me piace sottolinearlo ogni volta, perché siamo all'opposizione rispetto a una Commissione europea che ha completamente fallito la sua strategia industriale. Nonostante questo, Ursula von der Leyen comunque ha scelto di premiare lei e i suoi amichetti con aumenti di stipendio, che a mio avviso è folle. Allora oggi serve un cambio di rotta anche a Bruxelles, esattamente come si è iniziato a fare nel governo italiano, perché non possono essere i burocrati europei a decidere cosa dobbiamo guidare, come dobbiamo fare a muoverci, a quale tecnologia dobbiamo adattarci. L'Italia è diventata, grazie ai motori, è diventata un'eccellenza, grazie alla meccanica, all'innovazione e alla libertà industriale. E quindi non sarà certo Bruxelles a venire a casa nostra a spiegarci come difendere il comparto dell'automotive. Il fondo appunto che ricordavi di 1,6 miliardi stanziato al governo è un segnale importante perché serve a sostenere le imprese, i lavoratori e le filiere produttive. Però serve soprattutto una battaglia politica forte in Europa. La transizione non può trasformarsi in una guerra contro l'industria europea e contro i motori. La mobilità deve restare un diritto, non diventare un privilegio per pochi, e soprattutto non possiamo distruggere uno dei settori più strategici della nostra economia, mentre la Cina si prende il controllo delle batterie, delle materie prime e di tutta la filiera. Oggi persino molti grandi case automobilistiche stanno correggendo quella linea ideologica che noi contestiamo da anni, e questo significa una cosa molto semplice: la realtà ha smentito il fanatismo del tutto elettrico, a mio avviso.
E ne parliamo da una radio che si chiama proprio Libertà. Un'ultima battuta te la chiedo a proposito di qualcuno che vorrebbe la libertà per tutti quanti, anche per chi compie reati. Ho sbirciato su tuoi social un video in cui rispondi a Ilaria Salis, che era stata a Bergamo, proprio nel tuo territorio, a parlare di carcere, di sicurezza. Poi, poche ore dopo l'attentato di Modena, la Salis era tornata a parlare anche di immigrazione. Che riflessione hai fatto su questo, Alberto? Solo a citarmi il nome di Salis mi vengono i brividi. Anche a noi. Allora, la riflessione è molto semplice. Qui si vede la distanza tra noi e una certa sinistra. Da una parte c'è chi continua a fare lezioni di sicurezza, carceri, immigrazione, integrazioni con lo stesso approccio ideologico di sempre. Dall'altra c'è chi, come la Lega e come Matteo Salvini, dice che la sicurezza dei cittadini viene prima del politicamente corretto. Ilaria Salis è stata a Bergamo, nel mio territorio, a fare la morale su carceri e sicurezza. E poche ore dopo aver rilasciato queste dichiarazioni è successo il fatto gravissimo come quello di Modena. E poche ore dopo la sentiamo ancora di nuovo a parlare di immigrazione con la solita impostazione della sinistra, ovvero più accoglienza e meno regole. Il punto è questo, per anni ci hanno spiegato che chi parlava di sicurezza, chi chiedeva più controlli, chi poneva il tema dell'immigrazione irregolare o dell'integrazione fallita era fuori dal tempo. Oggi però la realtà presenta il conto. Abbiamo ereditato una situazione disastrosa, frutto di anni di buonismo ideologico della sinistra che per troppo tempo ha minimizzato i problemi legati all'immigrazione irregolare, alla sicurezza e all'integrazione. Al governo abbiamo cambiato rotta e il primo a farlo con coraggio è stato Matteo Salvini quando era al Ministero dell'Interno. Parliamo di un ministro che è arrivato perfino a finire sotto processo per aver difeso i confini del nostro paese e per aver cercato di fermare appunto questa immigrazione clandestina. Io credo che gli italiani si debbano fare una domanda molto semplice. Vi sembra normale che in Italia finisca sotto processo un ministro che difende i confini e la sicurezza dei cittadini? Noi continuiamo a pensare che difendere i confini non sia un reato, ma sia un dovere dello Stato. E comunque anche la Cassazione del processo di Matteo Salvini ce l'ha confermato, che eravamo dalla parte della ragione. E i fatti dimostrano che la Lega aveva visto giusto, perché senza regole, senza controlli e senza rispetto delle leggi non esiste un'integrazione, ma esiste solo caos. La Lega parte dal principio molto chiaro che chi viene accolto in Italia deve rispettare le nostre leggi, i nostri valori e la sicurezza dei cittadini. Non esiste assolutamente accoglienza senza regole, non esiste integrazione senza rispetto. Non esiste libertà senza sicurezza. Questi sono i principi della Lega. Per questo Matteo Salvini ha proposto una linea molto netta. Chi commette reati gravi e mette a rischio la sicurezza dei cittadini deve perdere il diritto di restare nel nostro paese. Deve andarsene a casa sua. Il permesso di soggiorno non può essere un diritto acquisito per sempre. È un patto di fiducia che uno stipula con lo Stato. E se quella fiducia viene tradita con violenze, odio, criminalità, la risposta deve essere chiara: revoca del permesso ed espulsione. La sicurezza dei cittadini per noi viene prima di giustificazioni ideologiche. Per troppo tempo una certa sinistra ha minimizzato questi problemi nel nome del buonismo, ma l'integrazione senza regole non è integrazione, è caos. Perché la libertà senza sicurezza non esiste e noi continueremo a difendere senza paura assoluta il diritto degli italiani a vivere in un paese sicuro, con regole chiare, confini difesi e uno Stato che torna finalmente a stare dalla parte dei cittadini per bene e non dei delinquenti. La libertà senza sicurezza non esiste. Non possiamo che ringraziarti per questa chiacchierata. Alberto Di Rubba, deputato della Lega. Buon lavoro, Alberto. Sempre grazie a voi e buon lavoro. Ciao. Grazie. Ciao. Qui Parlamento.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Guardaci in questa foto, sembriamo spenti, senza colori, cambiamo noi con le stagioni che scorrono senza freni. Guardaci in questa foto, sembriamo vuoti, senza emozioni, restiamo noi e le illusioni che brillano nei miei pensieri. Dimentica e vai avanti senza me. Io sarò qui così fragile, tu ricordati che un senso c'è, ma incomprensibile. Resta un freddo inverno davanti a me. Guardami, sono diverso, sorriso finto e sguardo perso. Cerco di pensare ad altro, ma resti tu nel vento. E pompano, mamma mia se pompano, i Maziopera, scritta con la Y, Maziopera. La loro inverno ci ha portato alle 11:21, perennemente in ritardo, ma lo facciamo per confondere il nemico, chissà mai che oggi non la bloccano. È con noi anche questa settimana, per la sua settimana, Chiara Soldani, ciao! Ciao Sammy, ben trovato a te, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. E là, io ci provo sempre, confondo l'idea nemico, cambio un po' l'orario e forse ti dovrei dirti un nome diverso, no? E chiamarti in modo diverso. Cercheremo uno pseudonimo ulteriore oltre a quello dei social, Sammy, non ti preoccupare, ci metteremo a lavoro anche per questo. E perché ricordatevi che Chiara Soldani non la trovate mica così sui social, poi magari se vorrai svelerai cosa bisogna scrivere su Instagram per trovarti. Intanto sicuramente su leggifuoco.it trovate spesso un articolo di Chiara Soldani, così anche nel cartaceo si chiama Fuoco. E parliamo questa settimana certo di elezioni amministrative, un risultato serenissimo, ma non è ancora finita. Il 7-8 giugno ci sono i ballottaggi importanti, le cinghiate della borseggiatrice, il terrorista a Reggio Emilia, questo ed altro nella sua cronaca Maranza. In fila Chiara Soldani, vediamo da dove preferisci partire. Vai Chiara. E da dove partiamo, Sammy? Devo dire che c'è l'imbarazzo della scelta, perché come sempre nel nostro riepilogo settimanale del venerdì succede un po' di tutto e ci troviamo insomma a dover differenziare molto anche le notizie, che sono sempre quelle scomode, quelle che difficilmente vengono trattate, men che meno poi di conseguenza approfondite da i media un po' più conformati e conformisti, e c'è sicuramente anche una notizia che arriva da Roma per quanto riguarda sempre il fronte sicurezza e soprattutto le problematiche enormi che, a dispetto di quanto abbia sempre sostenuto tale Laura Boldrini, riguardano proprio gli extracomunitari. C'è stata appunto la notizia di quanto accaduto ad una turista colombiana che a Roma è stata violentata e soprattutto è stata sequestrata praticamente da un branco di extracomunitari, tutti rigorosamente irregolari, tutti rigorosamente africani, 5 in questo caso, in questa struttura, in questo edificio abbandonato appunto a Roma, dove la giovane è stata anche drogata e insomma possiamo immaginare che cosa non abbia vissuto. Notizia che è stata diffusa chiaramente nelle ultime ore, ma che riguarda la violenza perpetrata ai suoi danni nella notte del 19 maggio scorso.
ci sono stati ovviamente dei fermi, c'è stato il blitz della polizia, questi sono luoghi ovviamente che eludono qualsiasi tipo di controllo, quindi c'è spaccio di droga, ovviamente ci sono anche tanti episodi di violenza e ci sono provvedimenti appunto di espulsione per altri 11 irregolari, e quindi questo dimostra quanto effettivamente ormai il nostro paese sia saturo di questi personaggi che vivono tranquillamente all'ombra della legge, delle regole e ovviamente dei controlli. E questa situazione chiaramente ci mette nella condizione di sentirci molto poco al sicuro, e il problema è che queste persone sono già presenti sul nostro territorio, quindi questo è sempre il grande quesito che noi ogni venerdì ci poniamo su come poter veramente prevenire questi fatti di cronaca così gravi, Sammy, perché poi chiaramente intervenire dopo a violenze compiute e a efferatezze già fatte è chiaro che abbia poi un valore diverso, perché purtroppo il danno è stato compiuto e veramente tante volte sembra di parlare di film horror, ma stiamo semplicemente parlando della realtà. E tra l'altro chiudo con questa notizia: la donna è stata violentata per 3 giorni di fila, quindi ha vissuto veramente un dramma che si è protratto insomma nel tempo, in giornate che saranno state più che infernali per lei ovviamente. Quindi la cronaca purtroppo ci offre sempre questi assist, diciamo così, che ci portano insomma a riflettere, ma che ci fanno sentire a noi comuni cittadini veramente molto molto impotenti. Quindi questo è il dramma che si vive soprattutto nelle grandi città, ma come sappiamo bene non soltanto. Ma a proposito della nostra possibilità di farci sentire, di far sentire la nostra voce, le nostre idee, soprattutto di cercare quanto più possibile di dare un contributo concreto, è chiaramente quella del voto. Si è votato, ci sono stati dei risultati molto importanti, comunque la coalizione di centrodestra ha tenuto praticamente in tutta Italia, salvo chiaramente, Sammy, lo sappiamo benissimo, le solite consuete roccaforti della sinistra, soprattutto in Toscana, per esempio a Prato, a Pistoia, in Campania quello zoccolo duro di De Luca, che insomma è un personaggio inscalfibile a quanto pare, ma ci sono dei ballottaggi interessanti ad Arezzo, a Macerata, e poi per tornare un po' più dalle nostre parti a Lecco e anche qui a Legnano. Ovviamente siamo in piena campagna in vista del ballottaggio, chiaramente ci stiamo mettendo tutti grande impegno e ognuno di noi sta dando il proprio contributo, perché vogliamo che Legnano venga liberata da una sinistra che da 5 anni veramente fa regnare il degrado in maniera così indisturbata in questa città che, come sai bene Semi, è una città insomma storicamente anche importante per il Carroccio. Noi abbiamo l'Alberto da Giussano, quindi insomma dei simboli che dobbiamo far risplendere, soprattutto per la sicurezza e per il bene collettivo, perché davvero anche nei comuni un po' più piccoli si vivono situazioni di grande insicurezza e chiaramente insomma dove i nostri amici di moschee e quant'altro vivono invece sereni e tranquilli, perché vengono sempre benevolmente accolti con delle promesse anche non indifferenti, perché qui è promessa poi la moschea a Legnano qualora venisse riconfermato il sindaco uscente. Apro e chiudo parentesi, quindi ci manca soltanto questo e veramente possiamo fare le valigie e andare altrove. Per quanto riguarda, come dicevi, l'esito a Venezia è stato particolarmente importante e significativo, nonostante una campagna elettorale molto esterofila, diciamo così, portata avanti dal PD. Insomma, abbiamo visto i diversi video con le indicazioni di voto dalla comunità del Bangladesh, non soltanto, chiaramente poi tutti i rappresentanti musulmani che sono stati schierati in campo appunto dalla sinistra per queste amministrative, ma a Venezia viene eletto Simone Venturini con il 51,3% dei voti, assessore uscente, quindi insomma già un personaggio sicuramente noto, conosciuto e apprezzato. Riconquista anche di Reggio Calabria con un altro risultato importantissimo, con il 65 e 68% delle preferenze. Francesco Cannizzaro diventa appunto sindaco di Reggio Calabria. Si temeva che l'esito del referendum insomma potesse essere negativo in questa tornata elettorale, evidentemente non è così. Poi è chiaro che ogni partito debba fare delle riflessioni interne, questo è sempre molto importante, perché se vogliamo lavorare e progredire insomma non possiamo suonarcela e cantarcela
banalmente parlando tra di noi. Insomma, bisogna agire e bisogna soprattutto fare sempre dell'autocritica molto onesta. L'affluenza a livello nazionale si assesta all'incirca sul 60%, quindi insomma abbiamo sempre questa necessità, insomma, di invitare al voto i cittadini, perché lo ricordiamo sempre, è il nostro dovere e anche il nostro diritto, e come giustamente ricordavi Sammy, il 7 e l'8 i ballottaggi, quindi mi raccomando, andare a votare è necessario, perché io sono rappresentante di lista e vi posso garantire che nei seggi praticamente la sinistra regna sovrana, quindi a maggior ragione bisogna proprio combattere in maniera molto molto convinta e decisa. E per quanto riguarda invece gli episodi che riguardano la sicurezza a Milano, perché noi non possiamo farci mancare queste pillole del venerdì, il ragazzo preso a cinghiate in testa dalla Rom è uno dei tanti episodi di violenza che si registrano, episodio che ha colpito un ragazzo di 19 anni, volontario del Comitato Sicurezza per Milano, in stazione centrale, altra zona insomma particolarmente complicata da vivere a qualsiasi ora del giorno. Il ragazzo ovviamente ha segnalato la presenza delle borseggiatrici e una di queste ha ben pensato di aggredirlo. È stato poi portato in ospedale soccorso, ha avuto chiaramente la sua prognosi, ha riportato delle ferite insomma importanti anche alle mani. Insomma, qui si invertono e si sovvertono i ruoli, nel senso che chi difende le persone ovviamente da furti, scippi, aggressioni viene colpito, viene tra un po' trattato quasi come un criminale, no? Perché ha osato avvertire e ha osato insomma cercare di preservare per quanto possibile quel barlume di sicurezza della quale abbiamo estremamente bisogno. E poi c'è un altro episodio, perché c'è il fronte terrorismo del quale noi parliamo sempre e che torna ad essere molto presente, Sammy, anche in questa cronaca del nostro venerdì, perché è stato arrestato a Reggio Emilia, quindi zona Modena, diciamo così, a quanto pare insomma è una zona un po' sensibile per quanto riguarda il terrorismo latente, quindi insomma questi estremisti sicuramente pericolosi e a piede libero. Un 22enne italo-marocchino è stato appunto arrestato perché era pronto a colpire, tra l'altro in concomitanza con una partita di basket, e questo ce lo racconta La Verità. Accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, si tratta di Nagai Jaber, nato a Montecchio Emilia nel 2004 da genitori marocchini, quindi insomma i nuovi italiani a quanto pare. Fermato dalla Digos, appunto un'operazione molto importante, perché il ragazzo era già pronto, arruolato dall'ISIS, per colpire appunto gli infedeli, soprattutto in ambiti insomma di eventi sportivi, insomma come sempre sappiamo puntano a zone affollate e a contesti nei quali si possono colpire quante più persone possibili. Sognava peraltro donne sottomesse e anche la morte dei gay. Ecco, visto che molto spesso si parla appunto di protezione dei musulmani da parte della sinistra, da parte della comunità LGBT, da tutti coloro che sposano, abbracciano queste bandiere, la bandiera della pace, la bandiera arcobaleno, ecco, è bene che si documentino, perché vanno a prendere le parti di personaggi che augurano loro la morte. Così, insomma, questi sono alcuni dei cortocircuiti sinistri ai quali purtroppo ormai siamo molto abituati. Era stato peraltro espulso dalla Germania poiché socialmente pericoloso, e quindi insomma anche qui bisogna fare prevenzione, perché non possiamo vivere con questa totale insicurezza e con personaggi così pericolosi totalmente a piede libero. In questo caso abbiamo evidentemente ancora oggi dimostrato quanto ci sia una minaccia di questo integralismo musulmano che vuole attaccarci, e abbiamo il nemico letteralmente in casa nostra. E quindi, Sammy, questa è un po' la cronaca del nostro venerdì, un po' variegata, e mi raccomando, chi ne ha la possibilità, votare, perché qui siamo, ti ripeto, a Legnano in pienissimo clima elezioni e vogliamo riportare un sindaco capace, bravo, di buon senso e che voglia la sicurezza di tutti i cittadini qui a Palazzo, perché ne abbiamo estremamente bisogno, e non soltanto a Legnano evidentemente. Mi raccomando, non questo weekend, il prossimo 7-8 giugno. Cerchiamo di evitare i cortocircuiti sinistri. Grazie a Chiara Soldani, che trovate facilmente, col cavolo che facilmente, sui social. Cosa bisogna scrivere per trovarti?
Allora, Chiara con la K, trattino basso, SOUL. Poi ti ripeto, Sammy, faremo sempre un po' di sponsorizzazioni. Tu sponsorizzi tutti, ma non sponsorizzi me sui social. Permettimi questa puntualizzazione. È vero, ma sai perché? Perché mi devi taggare, taggami. Ti taggo volentieri. È un termine siciliano calabrese, taggami, capito? Se tu mi tagghi io ti riposto. Mamma mia, Va che bene, termine. Sammy. Grazie sì, a Chiara noi con le Soldani. imitazioni non siamo fortissimi, ma su altro siamo forti. Sì, ci compensiamo. A prestissimo, Chiara, grazie. A te, Sammy, un abbraccio, un saluto a voi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. When I met her, she was young. Everything changed in my life. Suddenly I feel lost. I wander in from woman to woman, and I don't care. Really don't care. But after many years, you appear. Distant face and soul. But I know it's you. This life of mine, now just a prize. And now in my life, I'll never you forget it. In my life, when I give my whole side in my soul, without fear I'll love you, looking at your beautiful face. I see your face, it's lonely night in my life.
No one can tell you what I feel. It's a feeling deep inside of me. Listen to my heart, it's screaming love, and it's just for you. It's you in my life. I've never forgotten in my life. And I give my whole life in my soul. With a feel of love in you, looking at your beautiful face in my life. I've never you forgotten in my life. And I give my whole life in my soul. With a feel of love in you, looking at your beautiful face. Ah no, stavo manovrando con il simbolo, signori, di questo artista è il suo bellissimo cappello. Io pagherei per avere un cappello così bello, anche se io ci avrei bisogno un po' che mi proteggesse maggiormente, perché essendo pelato comunque entra il freddo. Stiamo parlando di una musica di nicchia, chiamatela come volete, che qua in Italia fare questa musica è veramente da coraggiosi, poi però scopri che nel resto del mondo ti applaudono e ti seguono. Signori, con noi Umberto Di Condio! Buona giornata Sammy, buona giornata a tutti gli ascoltatori, grazie. In My Life, nuovissimo pezzo, uscito da pochissimo, c'è anche il video, un emotional love song, una canzone d'amore intensa e malinconica che parla di un amore perduto. Guarda, ho letto così nell'intelligenza artificiale, ci abbiamo beccato, è giusto? Sì, di solito ci becca, sì, l'intelligenza artificiale. E non sempre, su di me scrive di quelle robe strane. Senti, Condio, come mai questa scelta di fare questo tipo di musica? Se lo state guardando in radiovisione, guardatelo bene, perché secondo me lo avete già visto da qualche parte, in televisione, in qualche evento. Condio compare facilmente perché è una persona di compagnia, ma soprattutto perché stai facendo un lavoro bellissimo, far assaggiare un po' della tua musica anche in eventi molto più variegati, che contengono magari un altro tipo di musica, di ospiti, stai facendo provare questa tua caramellina musicale squisita, piena di eleganza, raffinatezza, malinconia, poco conosciuta qua in Italia. La musica country, ad esempio, che cavolo è qua in Italia? Non esiste. Trovare anche radio che fanno country music dovete trovarla col lanternino. Forse nel mondo dub, nella banda dub delle vostre autoradio trovate qualcosina, ma con attenzione. Mentre nel resto del mondo, soprattutto in America, ragazzi miei, è strapieno. Partiamo da qua. Cosa sta facendo Condio? Cosa porta avanti Condio nel nostro paese e il successo che cominci ad avere negli eventi che frequenti qua da noi, ma soprattutto, come dicevo, all'estero. Robe pazzesche. Umberto. Sono rimasto anch'io un po' meravigliato da questa cosa, perché queste emittenti, diciamo, web che mi trasmettono mi hanno dato una bella... Puoi anche citarle, siccome che sono a Radio Libertà, e Radio Libertà penso che sia grandissima. No, ma è il bello, perché qualcuno magari attraverso internet dice: cacchio, a me piace il country, qua in Italia non trovo nessuno, e dove si può ascoltare la musica country? Allora, sono molto trasmesso nella Cruising Country Radio. Questa è una radio bergamasca, è una radio che trasmette da Isla Morada, che è una isoletta dell'arcipelago sotto Miami,
Dai, quindi a Miami mi conoscono bene sicuramente, è perché incredibile. questa radio sta martellando 15-20 brani al giorno, cioè una cosa, cioè, E poi entri cioè... anche in classifica a questo punto, Sì, capisci? Cioè le robe incredibili. è vero, è Condio vero. in classifica dall'altra parte del mondo e qui in Italia praticamente sconosciuto? Non proprio, ma quasi. Beh, insomma, diciamo Poi, poi, poi. poi vabbè, mi conoscono in Francia attraverso la Ah, Eagle Country Radio. Ultimamente hanno cominciato anche a mandarmi un po' in onda anche in Olanda. Ci sono un paio di radio olandesi che ogni tanto ogni tanto vado a vedere, diciamo, nel web, quindi diciamo è provato, è comprovato che mi trasmettono, sono ecco, quelle cose. soddisfazioni da parte di un pubblico più maturo forse di quello italiano o semplicemente che meno viene soggiogato dal punto di vista musicale, perché noi ormai l'abbiamo capito, le nostre menti seguono un algoritmo che è quello che noi inizialmente facciamo una ricerca e poi il computer ci fa trovare la musica che a noi, secondo lui, piace o che ci deve piacere, perché poi ci sono le sponsorizzazioni e tutto quanto, per cui ci sono dei mondi che non esistono secondo l'algoritmo, secondo il computer, semplicemente perché non ve li vuole far vedere. Questa è un po' anche la magia che avevano un tempo le radio, quelle vere, quelle libere ancora dagli influssi frin fron di business. Esatto, esatto. Il DJ aveva la fantasia, poteva proporre lui la musica e ti faceva conoscere mondi sconosciuti dal punto di vista musicale. Ora non è più così, anche le radio hanno un DJ che non sceglie più nulla e si vede il palinsesto scorrere e tu devi rispettare quel palinsesto, mandare in onda quelle canzoni, anche se sono sempre quelle, anche se sono magari porcherie, devono essere quelle che entrano nella vostra testa. Per fortuna qui a Radio Libertà, e come ci chiamiamo noi? Radio Libertà, se non siamo liberi noi, non c'è nessuno che ci governa, non c'è nessuno che ci dice passa questo o quell'altra cosa, addirittura pensate che ogni speaker, ogni giornalista può scegliere la musica che vuole trasmettere. Nel caso del sottoscritto Sammy Varin, io scelgo gli artisti indipendenti che mi scrivono, che mi fanno avere le loro produzioni, che magari a volte sono giovanissimi alla primissima registrazione, ma io ci credo, ma io penso che ci sia qualcosa di buono in quel pezzo e ve lo faccio ascoltare. Non è il caso tuo, caro Condio, perché tu ormai è da anni che porti avanti questo tipo di musica e, dicevo prima, hai quella fortuna che altri non hanno di comparire anche in televisione, in eventi, sei molto attivo sotto questo punto di vista. Dov'è che ti possono ascoltare, vedere soprattutto Ma in questo diciamo tempo? spesso sono a Antenna 3 che cioè, è diventata, diciamo, poi è la culla del mio produttore Vito Elia, quindi diciamo cioè... Capite? Antenna 3 Lombardia, se accendete la sera, ma anche poi in replica in altri Può orari, capitare, sì, appare sì. L'Umberto di Condio, lo riconoscete dal cappello, perché è vestito di nero, c'hai solo vestiti neri tu, ma no, è il look, è il look ragazzi. E com'è che chiamiamo il tuo genere? È country? Allora, È... sì, un country western, ma anche pop, e faccio ci sono diciamo delle vene di blues, e posso dire anche un'altra cosa, posso dire che diciamo ho dei brani blues che io non avevo mai mandato in America, perché i brani io li ho mandati là e me li hanno accettati. Beh, questi brani blues non li avevo mai mandati perché ho detto: "Cosa faccio? Ma vado a mandare dei brani blues in Florida? Ma stiamo scherzando? Un italiano che va a cantare il una blues in Florida?" mancanza di Cioè, esatto. rispetto verso la casa Invece del... in primavera li ho mandati 2 brani blues e li stanno suonando alla grande, cioè è una cosa incredibile, cioè sono rimasto anch'io. Comunque riallacciandomi al discorso di prima, hai centrato in pieno il discorso. La radio commerciale purtroppo che non è Radio Libertà, poi diciamo in generale la radio commerciale purtroppo pensa al dio denaro, e molti di noi siamo purtroppo tagliati fuori.
siamo tagliati fuori. Ma perché dici così? Tagliati fuori? Assolutamente. Tagliati fuori, Basta pagare. pagare. Vedi? Hai Mi fai centrato vedere il l'obiettivo. portafoglio. Esatto. Ma sai che qualcuno me lo chiede, ancora in questi giorni c'era un artista che mi ha scritto e ancora prima mi ha detto però quanto costa essere intervistato da voi? E io gli ho detto è gratis e quasi non ci credeva, capisci come gira il mondo? Signori, c'è Condio in diretta su Radio Libertà, tra poco vi diremo dove trovare la sua musica, come scaricarla legalmente o semplicemente come rimanere in contatto con questa musica di nicchia, tanto apprezzata però dalle generazioni, quelle Anta, degli Anta, ma non soltanto, tra poco parliamo anche dei giovani che, come vi dicevo prima, sono alla ricerca di ascoltare nuovi generi diversi. A volte sono disperati perché quel famoso algoritmo non glieli fa vedere, non glieli fa conoscere. Proprio per questo tra poco vi diremo dove trovare Condio sui social. Intanto un altro pezzo dall'album Dusty Roads, questo è bello perché contiene un fracco di canzoncine. Sì. Dai, tra poco ne parliamo. Ascoltiamo adesso Chevrolet. Wake up the morning and feel good. Look at the people passing by on the street. My car, Chevrolet. Another day is about to begin. I hope it's good day for me. My car, Chevrolet. I will ride in my car all day and all the night. Can you imagine how I love my car? You never know. God for me is just like a woman. I like the shape and the power of the engine, my car, Chevrolet. Running through the street with the better weather, feeling free, a wonderful sensation, my car, Chevrolet. There's up the road, need the mountains. With a friend of mine, would like to travel. We know our destination to go without a time or adventure. Tell you now what's happened. It's a better story about my friend. He stole my car and crashed down and he died. What a pain. What at the morning? My car, feel free to pressure, Chevrolet. Who can say what we happen in this life? No one can say this. I lost a friend and my car at once. Oh my God, lost my car, Chevrolet, lost my car, Chevrolet.
Chevrolet. Oh, se vi piace il genere, ragazzi, questa roba è roba buona che dovete trovare su YouTube scrivendo semplicemente Condio, Valchi, il suo canale YouTube, grazie a Canto Libero in questo caso, e salta fuori il tuo album, una delle tue produzioni, perché ce ne sono un fracco in circolazione, un fracco che arriveranno, poi mi dici anche cosa bolle in pentola, però veniamo adesso a quelle che sono state le tue ultime apparizioni, le tue conoscenze che hai fatto, alcune sono conoscenze che abbiamo anche in comune, perché la musica indipendente alla fine è quella territoriale, quella che gira intorno a noi qui a Milano. Dove sei stato? Chi hai frequentato? Quali amicizie hai? Ultimamente stiamo collaborando con Claudio Daiano. Grandissimo scrittore, musica incredibile, storica, anche lui l'abbiamo ospitato qui in radio, ha partecipato ai festival della canzone italiana anni 60, 70, 80, anche lui fa parte di quelli che chissà perché in certi palchi non possono andare, su certe radio o nelle televisioni importanti non riceve inviti per questo. Misteri, se vogliamo dire solo qualche nome, Sei bellissima, Un pugno di sabbia, L'isola di White, questo è un grandissimo che ha fatto la storia. Vero. Quindi collaborazioni, incontri e un altro tuo amico con cui mi hai detto prima in un orecchio, ormai lo so, lo dico, stai portando avanti una collaborazione anche musicale. Chi è? Chi? È una collaborazione molto importante, questo è Ronnie John. Applauso subito. Il grande Ronnie John, che è imminente ormai l'uscita del disco, è un brano che aveva fatto lui negli anni 60, 70 mi sembra, e abbiamo fatto una nuova versione, insieme lo cantiamo e c'è anche il video, dovrebbe uscire a momenti. Cioè, capisci? Condio con Ronnie Jones, quello di Popcorn, quello di tanti pezzi anche molto eleganti, sofisticati, ma anche molto popolari e danzerecci. Ci ha tenuto compagnia negli anni 70-80, lo ricordiamo come non mai, ma anche lui è messo un po' alle porte dalle grasse radio, e questi sono i misteri della vita, chissà. Prossimamente lo invitiamo qui a Radio Libertà. Se venite, ragazzi, ci fate un regalone ai nostri ascoltatori. Ma lui sarà contentissimo di venire, perché poi è un grande personaggio, perciò. È vero, quelle belle persone che purtroppo sembra non esistano più. Esatto. Misteri. Cos'altro dire? Nell'ultimo minuto hai un messaggio alla nazione: dove trovare la tua musica? Cosa bisogna scrivere? La mia musica la possono trovare su YouTube, Spotify, su Amazon, è dappertutto la mia musica, per quello non è che io sono su Facebook, sono molto attivo. Umberto Di Condio. Sì, esatto. Salta fuori. Dovrebbe uscire anche il nuovo album, che stiamo lavorando sul nuovo album, e dovrebbe uscire prima dell'estate, però vabbè, vediamo. Sai che sono quelle squadre che funzionano, ma hanno i loro tempi, e quando si tratta di musica indipendente non c'è mai fretta. L'importante è che il prodotto venga fuori come lo vuoi tu, come lo vuole la squadra. Vero. Umberto Di Condio, un grande piacere averti avuto qui negli studi di Radio Libertà. Con cosa chiudiamo? Scegli tu il pezzo, dai. Vabbè, Nebraska Mayome, è bello divertente. Mi fa molto piacere, signori, roba buona che difficilmente ascolterete sul nostro pianeta Italia, però se fate un giro in America è più facile ascoltarlo lì. Pensate che roba, ascoltatissimo dall'altra parte del mondo. Umberto Di Condio, alla prossima. Grazie Sammy, grazie ciao, mille. Ciao. Ciao a tutti gli ascoltatori. The hardest place all over in the world. I saw there's some forest and green with effort too. Aye. When people talk about the charm and beauty they have, okay, I agree with this, but let me tell you something. You know.
a nice place last night. I go home in Nebraska, where I left my heart. I think you understand me. Oh, the day I was born. Take me back to Nebraska, the long brother road, to evergreen meadows, under such a blue sky. I've been waiting a long, long time to go back over there. Stop and wander around the world now. You are at home. To be in a country where I was born, far from a city in a worldwide road. Aye, aye. Aye, aye. I use it just to play with a little friends of mine. We watched Mickey Mouse with so whole Chipoon. I do. Yes, I do. I remember how it was tonight. I go home in Nebraska, where I left my heart. I think you understand me. Oh, the day I was born. I've been waiting a long, long time to go back over there. Stop and wander around the world now. You are at home. Take me back to Nebraska, the long flower road, to evergreen meadow, under such a blue sky. I go home to Nebraska, where I left in my heart. I think you understand me. Oh, the day I was born.